Io credo che il rapporto e la sinergia fra pubblico e privato sia fondamentale per la crescita di un territorio. Ricordo che allora ero consigliere comunale nei primi anni 2000 e c'era già un'intensa collaborazione fra il Comune di Mantova e l'istituto primario Scuola dei Bambini. Abbiamo iniziato a collaborare e la collaborazione è stata sempre più proficua. Noi abbiamo la possibilità di aiutarli perché loro comunque aiutano noi, nel senso che dà una ulteriore possibilità di avere posti per le nostre famiglie mantovane laddove appunto i posti del comune sono esauriti perché sono molto richiesti. Quindi bene che ci sia questa proficua collaborazione, 50° anno, mi auguro che ce ne siano almeno altri 50. Questo è un centro A di vita, B di futuro e C dà una mano alla città, perché le suore qui fanno welfare, parola anche questa contemporanea, moderna, abusata, che significa assistenza, ma di tipo ti faccio crescere, ti faccio diventare grande, e la Mantova del 2040, del 2050 sarà la tua e viene fuori da qui. Quindi questa è l'importanza della festa di oggi. Abbiamo pensato nella nostra comunità del Consiglio Generale che poteva essere qualcosa di significativo. Ecco, qui arrivano bambini di 3 anni, ma prima sono stati più piccoli, sono stati nel nido della famiglia, dal nido della famiglia passano al nido della scuola, sono ancora piccoli, hanno tanto bisogno. Ecco, questa vita che 50 anni fa le suore Dorotee hanno continuato delle suore Orsoline e ancora oggi, dopo 50 anni, continua. Allora la parola. Rappresentiamo i bambini che hanno frequentato la scuola Casa dei Bambini nel lungo tempo di 50 anni. Oggi siamo qui a dire grazie alle 76 suore venute da Vicenza nel corso di 50 anni. Alcune sono già in cielo, altre nelle varie case dell'istituto, come a Mantova, assieme alle maestre della nostra scuola. Oggi siamo qui a dire grazie alle suore e alla Madre Generale, Suor Maria Teresa, che presenta l'istituto di tutti i presenti che condividono la nostra festa. E diciamo grazie a 2 amici che sempre sono con noi, che ci aiutano e ci proteggono. I nostri santi, San Giovanni Antonio Farina e Santa Maria Bertilla. Voi che dal cielo ci guardate, San Giovanni Antonio Farina e Santa Maria Bertilla, per noi pregate. È un punto di riferimento fondamentale per la comunità mantovana, perché da 50 anni si sa che qui, grazie anche alla presenza delle suore Dorotee, si può avere un progetto educativo molto attento alle famiglie, anche capace di dare impulsi formativi ai genitori, dove si intrattengono buoni legami, dove l'ispirazione cristiana diventa anche poi un modello di educazione molto concreta alla socialità, all'etica, alle virtù, alla coscienza e anche all'aspetto religioso e spirituale dello sviluppo di questi bambini. Perciò siamo grati davvero alla presenza delle suore, cerchiamo di tenerci molto agli aspetti educativi nella nostra comunità, che ha bisogno assolutamente di guardare con ottimismo ma anche con molto impegno alla formazione delle nuove generazioni. Con le nostre suore, i nostri ragazzi, i nostri bambini, col Vescovo Marco e la Madre Superiore da Vicenza, proprio perché le suore Dorotee rappresentano una certezza per il sistema pedagogico educativo mantovano. Io spesso sono qui e vedo veramente, si sente grande energia e grande positività, quindi buon compleanno per i primi 50 anni.